Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo su Formula 1 e siamo in Austria ragazzi, secondo posto in griglia, grandissima qualifica, tempo previsto nuvoloso, poi inizia la pioggia leggera e poi si richiude con il nuvoloso, quindi strategia difficile, speriamo di fare bene, ho buone dopo la pole a Montreal, questo secondo posto in Austria me lo godo. Go! E andiamo ragazzi, cerchiamo di prenderci la prima posizione, invece cazzo Gigi ci ha superato in maniera beffarda. Andiamo un po' lunghi ma va bene. Raikkonen è volato via come la previsione. Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. Beh, non è difficile. Dobbiamo fare 36 giri con attenzione. È successo qualcosa. Niente di grave però. Madonna, Raikkonen sembra leggermente in palla, il campione del mondo in carica sulla stagione scumendiane. Dai ragazzuoli, dai. Ricordiamo che se analizziamo tutte le stagioni abbiamo vinto 3 mondiali, primo contando fra l'altro Formula 1, Rosberg, Hamilton, Kume, Hamilton, Raikkonen. Queste sono le stagioni ragazzi, ormai le teniamo tutte unite perché da Formula 1 16, se quello dell'anno scorso, veramente è un gioco devastante che mi sta appassionando troppo ragazzi, non vedo l'ora di vedere il 18. Però la cosa bella è proprio che sì, diciamo hanno sistemato tantissime cose che fino al 15 veramente erano penose. È chiaro che certe chicche ancora mancano, però attenzione, comincia già a piovere intanto, già comincia a piovere. E adesso bisognerà capire bene come fare, che strategia adoperare. Miscela standard e vai. La nostra è una gara molto interessante che mi piace molto. Però Raikkonen veramente in fuga. Le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse, puoi Tanto c'è un ritiro subito. il DRS è consentito, puoi usarlo nelle zone DRS quando subito un ritiro, Pascal, virtual safety. C'è ancora Verlaine parcheggiato. E si riprende ragazzi, si riprende. Nessuno va ai box per il momento, pioggia leggera in pista. Previsioni del tempo. Questa pioggia leggera potrebbe accompagnarci a lungo. Ancora lungo, non va bene. Bandiera verde. Un altro ritiro subito, attenzione, 2 ritiri in 4 giri. Alcune informazioni su Magnussen, si sta ritirando dalla gara. A lungo, comincia a essere visci dalla pista. È già a limiti superati, ma dai. Panico, paura ragazzi. Panico, paura, 2 ritiri in 4 giri. E la pista comincia a essere scivolosa. Bisogna capire che... La situazione non è ideale, ma non c'è ancora motivo di cambiare le gomme. Non so che fare ragazzi. Ci giochiamo tanto qua se non tutto. Comunque Magnussen e Verlaine fuori dai giochi subito. Non posso più prenderle come in qualifica. Nessuno va ai box però. Nessuno ai box. Austria sempre gara difficile con tanti ritiri di solito. Visci, mamma mia, qua veramente faccio fatica ragazzi. Maria Vergine.
Comincia a essere molto scivoloso a mio parere, non so che fare. Non so veramente che fare, ragazzi. Vediamo se Raikkonen by box. Ancora no. Situazione non facile. Nessuno va ai box. Devo un po' marcare anche gli altri. Box, box, box. Anche Raikkonen è andato, comincia a piovere forte. Tanto, oddio quanto traffico mi beccherò. Yes! Non ho perso niente. Gran colpo di fortuna questo, molto molto bene. Very good, very good. Perfetto, perfetto. Comincia a piovere bene, adesso gli altri rallenteranno, teoricamente dovremo tornare secondi. Salvo cataclismi. I commissari hanno vietato il DRS. Ok, il DRS non c'è più. Il DRS non è più disponibile. Guardate che Sainz sta andando pianissimo. Dai che almeno il secondo posto è blindato secondo me. Ripeto, salvo cose incredibili. Pioggia austriaca beffarda. Forse gli altri si sono anche in mezzo al traffico, quindi speriamo veramente di blindare la seconda piazza salvo errori miei. E lo supero con estrema facilità. Mamma mia che errori per gli altri, non andare subito ai box, ma d'altronde c'era un traffico incredibile. Qua leggera sbavatura. Ma ci siamo. Sì, Kimi è primo, ma noi siamo tranquillamente secondi. La gara si è messa benissimo, raga, stiamo calmi. Ed è come a Montreal, Raikkonen primo, Kume secondo. La stessa fottutissima cosa. Vediamo se Raikkonen sbaglia anche qua. In questa curva con la pioggia la faccio veramente, veramente male. Adesso vediamo quanto dureranno le gomme. Penso non per tutta la gara. Forse ero più forte con l'asciutto in sta gara, però ho questa sensazione, ho questa fottutissima sensazione. ...13 secondi la Kimi, mamma mia, già un'eternità purtroppo. Non si riusciamo almeno a blindare la seconda piazza, certo non guidando così. Si fa una fatica abnorme. Ok. Gigi è là però ragazzi, Gigi è là. Hamilton è veramente vicino. Su sta gara secondo me è più competitivo con le gomme d'asciutto in condizioni normali, però siamo comunque secondi e la cosa non è assolutamente negativa. Vediamo se le gomme tengono per 26 giri, anzi 28. Tanto attenzione, Vettel supera la grande Gigi. Speriamo problemi per Hamilton, speriamo. Meno concorrenti abbiamo meglio è.
22esimo giro Raikkonen è tornato ai box ma ha messo ancora le intermedie. Secondo me questo è un errore, purtroppo avevamo troppi secondi di svantaggio, però per me chi sta mettendo ancora le intermedie sbaglia. Secondo me c'è la chance di avere le soft. Ok, vanno tutti ai box. Comunque si è ritirato anche Stoffel, Van Dorn. Sosta per Sergio. Io aspetto ragazzi perché se c'è possibilità metto le super soft ragazzi, faccio una sosta in meno e li beffo tutti. Previsioni del tempo. Le condizioni sembrano stabili al momento, non è prevista pioggia. Ok, secondo me ho ragione io. Potrei veramente blindare la seconda piazza, Potrei veramente blindare. Solo che se io vado prima magari loro possono mettere le ultra soft, non lo so, tutto da verificare ragazzi. Non sarà facile. Ci giochiamo la seconda piazza. Dietro, 14,4 secondi. Comunque le ultra è impossibile, non tengo 10 giri, la vedo duretta. Però potrei anche rischiarla. Vediamo. Chi non risica non rosica. Chiaramente se stanno prendendo tantissimo vantaggio perché io ho le gomme usurate mentre loro le hanno nuove, però devo fare una sosta in meno, questo è il mio obiettivo. Asciugati pista, ti prego. Asciugati, ti scongiuro. È l'unica chance che ho per la seconda piazza. È ancora lunga. Ma Rosicchi ancora Vettel, 11,9. Rosicchi ancora. Box. Andiamo con le ultra soft. E vediamo, adesso devo tirare, Vai. Ora. Veloci ragazzi, veloci. Adesso devo provare a miscere la grassa, a rischiare. E speriamo sia giusto. Se vediamo DRS abilitato è un buon segno. Ok, Michelo Besotta. DRS abilitato, godo. Adesso devo tirare come un pazzo scatenato. Qua vado subito lungo. Vado subito lungo, non proprio la miglior mossa possibile. DRS consentito, ripeto. Speriamo di non perdere la seconda piazza. Non c'è ancora proprio il grip d'asciutto, però. Tanto abbiamo superato subito massa senza troppissimi problemi. Non mi interessa. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Devo dare tutto. Devo dare tutto e sperare che la strategia sia corretta. Se no, è finita. Vai Cumendino, vai piccolo Cume, vai piccolo Cume. Non devi mai sbagliare Cume. Nessuno va ai box purtroppo. No sbavature, non c'è ancora il grip, però non c'è ancora grip. E adesso sto rischiando anche il carburante, ma è l'unica chance che ho se voglio ottenere il secondo posto. Distacco dall'auto davanti. Perché non guadagnerò tantissimo. Perché ancora non è d'asciutto puro.
Come adesso deve dare veramente tutto per tenere un secondo posto iper meritato. Meno 15 di carburante, stiamo rischiando veramente tanto. Qualcuno è già ai box, qualcuno è già ai box, speriamo doppiati, se no non li prenderò mai. Ai ai ai. Tanta gente è già ai box. Il Come si butta in mezzo e vediamo dove vado a finire. Porca miseria, una posizione l'ho già persa, l'ho visto già. Ok, abbiamo Vettel, dai, almeno terzi, almeno terzi. Sergio sta effettuando una sosta. Una posizione è persa, però ve lo dico già. Sicuramente non saremo secondi. No, forse non è, speriamo. Ok, miscela magra. E adesso dobbiamo riuscire a riportare il carburante dalla nostra parte. C'è ancora Hamilton con le intermedie, pazzo Hamilton. Gigi superato. Torniamo in seconda piazza. Grandissimi, grandissimi veramente. Bravi tutti. Adesso però devo assolutamente sistemare il carburante, se no sono dolori. Sono riuscito a superare Vettel e Hamilton solo per la miscela grassa. Perfetto. È durissima però adesso, raga. Adesso è veramente dura. La vettura davanti a te è rientrata per montare gomme ultramorbide. Devo frenare tanto di più per sistemare il carburante. Sarà un'impresa disperata, proviamoci. Ci voleva una safety car adesso. Comunque Raikkonen 35 secondi, devastante Kimi, complimenti a Kimi. Complimenti per Kimi Raikkonen. Mamma mia. Sì, i momenti più duri saranno questi. Comunque non c'è ancora una connessione di asciutto super totale. Adesso appena possibile rimetto la miscela standard. Faccio un altro giro così. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. C'è lotta benissimo, lotta tra Bottas e Vettel, dai dai. Questa è una cosa buona. Comunque Raikkonen show veramente, stavolta però non sbaglia Kimi. Purtroppo. Bottas è davanti a Vettel. Tanto vince Kimi, e invece dietro è battaglia. Dietro è battaglia, guardate che roba. Vettel anti-box. Strategia curiosa o problema la gomma? Non lo so solo che voglio sul secondo posto, che lo stramerito. Soprattutto per quel rischio col carburante. Vabbè, che battaglia. Alla fine Ricciardo tra i 4 litiganti, il quinto gol. Del terzo gol. Pazzesco. Yes, yes. Non possiamo lamentarci, hai guidato molto bene. Grandissimi. Veramente. Tra i 3 litiganti il quarto gode. Tra Vettel, Bottas e Hamilton, Ricciardo zona podio, complimenti a lui. Veramente la grande Raikkonen invece, ragazzi. Mamma mia. Questo è pesante. Siamo sempre quinti, ragazzi, ma vicinissimi anche al primo. Mamma mia, che mondiale, ragazzi. Che mondiale. Nella costruttori terzi. Insomma, abbastanza. Più lontani. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!